L'adesione di Massimo Giorgetti per Fratelli d'Italia è un elemento di grande apertura, di grande allargamento. Noi abbiamo lanciato un appello lo scorso settembre per aprire i confini di Fratelli d'Italia, lavorare alla costruzione di un secondo grande movimento del campo del centrodestra, alleabile alla Lega, che possa riportare un governo coeso e che faccia l'interesse nazionale italiano. Ci stanno rispondendo particolarmente le regioni del nord, il Veneto è una regione che ci sta dando grandi soddisfazioni, forse anche perché abbiamo tenuto la barra dritta sui temi del sostegno ai produttori, alle imprese, a chi crea ricchezza e lavoro e non vuole vedere dissipato il sudore della sua fronte in inutili iniziative assistenzialistiche. E l'ingresso di Massimo è la risposta a questo appello. A Massimo Giorgetti abbiamo affidato proprio il dialogo con tutte quelle realtà del campo del centrodestra un po' disperse per cercare di allargare sempre di più il nostro perimetro. Pensiamo di poter fare un ottimo risultato alle elezioni europee e non escludiamo che la nostra crescita maggiore venga proprio da regioni come questa. Non tanto un ritorno a casa, perché gli amici, i sentimenti e i valori non li ho mai abbandonati. È l'adesione a un progetto che finalmente dà quella risposta politica chiesta dagli italiani con l'ultimo voto e che fino ad oggi è mancata. Quindi con Giorgia abbiamo parlato a lungo sulla necessità finalmente di fare una proposta che metta l'Italia prima di tutto e su questo obiettivo raccolga tutti coloro che leghisti non sono, che non hanno le risposte che si aspettano e che magari condividono dei valori che non sono così, non sempre sono a comune fattore per tutti. Prima di tutto noi siamo interessati alla crescita di Fratelli d'Italia. Fratelli d'Italia cresce in tutto il territorio del nord, in tutta Italia, ma in particolar modo in Veneto, dove c'è un'adesione sempre maggiore di amministratori a livello locale. Anche in Consiglio regionale la compagine di Fratelli d'Italia cresce e riteniamo di poter dire che crescerà ancora di più, perché il nostro progetto si sta rivelando un progetto molto interessante nei nostri territori a livello nazionale, soprattutto per quelle categorie che cercano punti di riferimento per avere risposte concrete alle loro esigenze, iniziando dagli imprenditori.